Scuole e università chiuse fino a metà marzo, attesa l'ufficializzazione della decisione del governo dopo il parere del comitato scientifico. Nel frattempo i morti in Veneto salgono a 6, nuovo decesso all'ospedale di Venezia, al Cafoncello di Treviso rimane il primo cluster del Veneto con 93 contagiati e 3 vittime. In queste ore il videocollegamento tra il Premier Conte ed i governatori Zaia, Fontana e Bonaccini per concordare gli aiuti alle regioni colpite dall'epidemia, necessario rilanciare export e turismo. Per far fronte alla situazione sono in arrivo 534 posti nelle ULSS venete divisi tra terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. Discarica abusiva dipendente irregolare che percepiva il reddito di cittadinanza, blitz della Guardia di Finanza in un capannone a Casale di Scodosia. Il mese scorso avevano rubato il tricolore dal pennone della sede ANA di Vittorio Veneto. I carabinieri denunciano 4 ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Elezioni regionali da domani a mezzogiorno fino a venerdì. Gli elettori di 5 Stelle voteranno sulla piattaforma Rousseau il candidato presidente di Veneto e Marche. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In apertura l'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nella nostra regione. Sono 360 i contagiati in Veneto, 27 in più rispetto a ieri, ma siamo in attesa del bollettino serale che dovrebbe essere diffuso tra non molto dalla regione. 99 sono i ricoverati, 23 dei quali in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri e purtroppo si registra anche un'altra vittima con un nuovo decesso all'ospedale di Venezia che fa salire a 6 il numero complessivo dei morti in Veneto. Cresce di 16 persone il numero dei contagi a Padova, esclusa la zona rossa di Vo dove si registra un nuovo caso per un complessivo di 60 positivi. Hanno lasciato l'ospedale 11 pazienti a Padova, 6 a Mestre, 3 a Venezia, 2 a Vicenza e 1 a Treviso. I decessi complessivamente dicevamo 6, 3 a Treviso, 1 ciascuno a Padova, Venezia e Mestre. Vediamo quindi la situazione con un focus su Venezia nel prossimo servizio. Dopo i 2 decessi di Treviso ieri pomeriggio si aggiunge un altro morto, questa volta a Venezia città, la prima del capoluogo, avvenuta nell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo. È arrivata anche la conferma del primo caso di coronavirus a San Donà di Piave. Si tratta di un uomo di 81 anni che vive con la moglie e il figlio. Era stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della Protezione Civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio. Successivamente l'81enne è stato trasferito dall'area di pre-triage al reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Poi il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 ha preso in carico i familiari e attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Il sindaco Andrea Cereser invita però tutti i cittadini a mantenere la calma. Non devono farsi prendere dal panico né alimentare il panico e in secondo luogo ribadire tutte quelle misure di igiene che vengono diffuse nei diversi modi e che riguardano proprio il comportamento che uno deve assumere quando va in locali pubblici, quando incontra altre persone, relative al lavaggio delle mani, al fatto di non toccare la bocca o le congiuntive con le mani, eccetera. Quindi queste misure. Scuole e università chiuse fino al 15 di marzo, a ore si attende la formalizzazione della decisione da parte del governo, perplessità da parte dei sindaci trevigiani. Vediamo. Una giornata di attesa dell'ufficializzazione di una decisione nell'aria da giorni, quella di una chiusura generalizzata di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo.
Notizia che rimbalza da una chat all'altra di genitori e che i sindaci della Marca trevigiana commentano con la prudenza dovuta a un provvedimento che sanno pesare sulle famiglie. Ci stiamo confrontando appunto con il prefetto, che chiaramente sulla quale abbiamo chiesto delle spiegazioni rispetto a questo, e man mano che avremo da lei delle spiegazioni rispetto a quella che sarà la procedura, poi ci adegueremo a quella che sarà la volontà. Chiaramente sono decisioni che appunto ci pervengono da parte dello Stato centrale. Si parla di smart working, si parla di scuola online, per cui sarà un problema anche attivarci per questo, soprattutto per lo smart working rispetto agli edifici pubblici. Sono decisioni ministeriali, non possiamo non obbedire a quello che ci viene imposto. Dovrebbe anche arrivare, e questo secondo me è un fatto molto grave, una circolare dove lo Stato comunica che qualsiasi ordinanza dei sindaci in merito ai decreti ministeriali è inefficace, quindi ha effetto nullo. Questo vuol dire veramente prendere in giro i sindaci, prendere in giro il territorio, in quanto siamo noi le prime sentinelle sulle vere emergenze che il nostro territorio deve vivere. Molti comuni stanno deliberando sconti sulle rette degli asili, ultimo in ordine di tempo Gaiarine, ma l'emergenza coronavirus sta creando anche altri contraccolpi, come accade all'Istituto Filippin di Pieve del Grappa, in cui sono saltati i corsi programmati da qui a settembre con 300 studenti americani. Hanno ricevuto l'ordine dalla loro organizzazione sanitaria americana di rientrare, pertanto c'è un grosso danno anche nel nostro piccolo rispetto a questo, perché parliamo di 300 ragazzi che frequentavano non solo l'Istituto Filippin, ma comunque frequentavano il paese, e a Pieve del Grappa chiaramente 300 persone in meno creano un danno a tutte le attività economiche. Danno alle attività economiche del nostro territorio, che è al centro del vertice in videoconferenza in corso a Marghera tra il Premier Conte e i governatori delle regioni del nord, Zaia, Fontana e Bonaccini, in particolare per concordare proprio gli aiuti alle regioni colpite dall'epidemia e dalle imprese. È necessario soprattutto rilanciare export e turismo. Il governatore Zaia, l'avete sentito proprio poco fa nel corso della nostra edizione straordinaria, ha sottolineato come dal punto di vista economico sia zona rossa l'intera regione del Veneto e non soltanto il comune di Vo. Euganeo, naturalmente torneremo a proporvi l'intervista al governatore nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E a proposito di danni all'economia, sono davvero ingenti quelli al settore aeroportuale, crollo dei passeggeri all'aeroporto Canova di Treviso come nel resto degli scali veneti, tanto che sembra si stia valutando la chiusura temporanea dello scalo trevigiano con il dirottamento dei voli su Venezia. Sentiamo. Aeroporto Canova, ore 13. L'effetto coronavirus è palpabile. I passeggeri, pochissimi, trascinano i trolley verso i gate deserti. Il crollo del numero dei viaggiatori è impressionante. L'effetto supera quello di un attentato terroristico. Siamo oltre il 60% di passeggeri in meno a Treviso, come al Marco Polo di Tessera, dove le foto dal coprifuoco dell'area commerciale sono l'emblema dei danni che il settore sta subendo. Diversi esercizi hanno già deciso di abbassare le serrande, mettendo in ferie o permesso i dipendenti. Alcuni servizi di trasporto in bus dei passeggeri hanno sospeso il servizio. Crollo degli arrivi come delle partenze, anche alla luce della chiusura all'Italia di diversi paesi. Gli altri aerei viaggiano ancora, ma praticamente vuoti. Ryanair ha deciso di tagliare il 25% dei voli da e per l'Italia a partire dalla metà di marzo fino all'8 aprile. Poi si vedrà. E tra le varie ipotesi che in queste ore Save Air 3 starebbe vagliando per limitare le perdite, c'è anche quella della chiusura temporanea del Canova, dirottando voli e passeggeri su Venezia. Venerdì è in programma un incontro con i sindacati dei lavoratori per definire la situazione rispetto all'occupazione e misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza. Come sindacato noi ci impegneremo da subito, e l'abbiamo ribadito alle aziende che ci hanno contattato, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e per garantire tenuta di reddito e occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti sia degli appalti e dell'indotto.
E tra le tante iniziative per rilanciare il turismo nella nostra regione c'è anche quella da parte degli storici caffè di Piazza San Marco a Venezia. Se bevi un aperitivo il secondo è gratis fino alla fine di marzo. L'iniziativa, ecco, state vedendo, è quella dei caffè storici di San Marco per combattere il calo del turismo. Quindi per tutto il mese di marzo, tutti i giorni della settimana, dalle 17 alle 20, i dipendenti e i collaboratori dei 6 locali della piazza aspetteranno i clienti per brindare insieme per la ripartenza di Venezia, messa a dura prova proprio dall'emergenza coronavirus, che peraltro è arrivata dopo la devastante acqua alta dello scorso novembre. Ed ora vi raccontiamo la storia di Alessandro Facchin, il titolare di un'azienda dei Colli Euganei che produce vino. Le sue bottiglie sono state rifiutate da un ristoratore di Parma per paura che fossero infettate dal coronavirus. Sentiamo. Per Alessandro Facchin, imprenditore vitivinicolo di Vo, il 21 febbraio 2020 è diventato uno spartiacque. La vita lavorativa prima e dopo il coronavirus. Alessandro abita a Rovolona, a pochi chilometri dalla zona rossa di Vo, dove però c'è la sede della sua azienda Cade il Colle, che produce un ottimo vino dei Colli Euganei. Ebbene, Alessandro il 18 febbraio aveva spedito ad un ristoratore di Parma una cassa di vino, cassa regolarmente arrivata il 24 febbraio. A quel punto però arriva una telefonata che mai vorresti ricevere. Il ristoratore avvisa Alessandro che non vuole più acquistare il suo vino perché arriva da Vo focolaio di coronavirus in Veneto. Noi abbiamo provato a spiegare ai nostri clienti che il vino è sano, che è controllato, che non è contagiato, che il contagio non passa attraverso un cartone di vino, ma non c'è stato verso, la merce è stata respinta. Quello che noi adesso abbiamo timore e paura è che passi questo messaggio che il paese è infetto e quindi non ci siano più ordini o più spedizioni. Per Alessandro un pugno allo stomaco, la serietà della sua attività viene messa in dubbio da un'eccessiva psicosi. Le bottiglie sigillate all'interno dei cartoni vengono considerate veicolo di trasmissione del virus. Pregiudizi assurdi che per il giovane imprenditore hanno però un grosso peso economico. Da giorni inoltre Alessandro non può recarsi al lavoro visto che l'azienda si trova all'interno dell'area rossa di Vo. Noi ci impegniamo assiduamente tutti i giorni per far sì che questo non accada. E quindi vi aspettiamo numerosi una volta che le barriere verranno dismesse e una volta che l'esercito se ne andrà, vi aspettiamo numerosi a bere un calice di vino e a mangiare una fetta di salame. Il 3 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un decreto legge che prevede multe salate fino a 60.000 euro a chi chiede l'inutile bollino virus free. Finalmente un'iniziativa che tutela il lavoro delle nostre aziende e i nostri prodotti agroalimentari, hanno fatto sapere dalla Coldiretti di Padova. Ed abbiamo proprio in questo momento l'aggiornamento per quanto riguarda i casi di contagio del coronavirus nella nostra regione. Allora, sono 386 i casi confermati ad oggi pomeriggio, più 26 rispetto a ieri. In particolare si è registrato un incremento di 5 unità a Vicenza, di 3 a Verona, di 7 a Venezia, di 2 a Padova, mentre altri 5 sono ancora in corso di assegnazione epidemiologica. Dobbiamo registrare anche un altro decesso che si è verificato all'ospedale di Treviso. In tutto i pazienti ricoverati sui 386 positivi sono 100, 23 dei quali sono ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente sono state dimesse anche 12 persone. Questi dunque sono i dati relativi al contagio, ai casi ufficiali confermati di contagio nella nostra regione. Il Cafoncello di Treviso si conferma quindi cluster principale del Veneto, riconducibili alla geriatria. Gli ultimi 2 deceduti positivi al coronavirus. Vi aggiorneremo sul terzo, visto che è proprio di questi istanti la notizia. Nessun collegamento invece con il reparto trevigiano per il primo caso registrato in ospedale a Conegliano. Si tratta di un 75enne ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo.
Nei pazienti di una certa età, eccetera, eccetera, con pluripatologie, il fatto di avere un virus che si aggiunge non cambia l'esito. Non sono morte a causa del Covid-19, l'83enne di Roncade e la 97enne di Treviso, pazienti transitati in geriatria positivi al coronavirus. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, lo ripete, ricordando le gravi patologie da cui erano affetti. La conta dei decessi tra i contagiati è comunque salita a 3. La 97enne era ospite di una casa di riposo del capoluogo dove sono partiti i tamponi tra gli operatori. Allerta anche in casa di riposo a Casale, dove è risultato positivo un altro anziano. Per evitare il propagarsi del virus in queste strutture è stata creata una task force. Cercheremo anche qui di lavorare in concerto con i direttori delle case di riposo per isolare al massimo ed evitare che il Covid si propaghi ad altri. Non consideriamo un anziano qualcosa di inferiore rispetto, stiamo dando il massimo verso tutti. Per eliminare del tutto il focolaio in geriatria si sta procedendo alla progressiva dimissione dei pazienti. Tutti i pazienti, perché finora la situazione è stata un po' sigillata, però adesso l'intenzione è questa, tutti i pazienti che possono essere dimessi a domicilio perché sono già in un sistema di assistenza domiciliare integrata e un'altra quota di pazienti verrà spostata all'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità che è previsto nella palazzina delle malattie infettive. I più gravi resteranno in ospedale, 28 invece gli operatori sanitari positivi al coronavirus, 300 i trevigiani attualmente in isolamento. Il cluster che ovviamente è stato quello che ha colpito più persone, compreso ovviamente anche le persone degenti. Su questo stiamo lavorando, lo stiamo azzerando perché vorremmo arrivare nell'arco di una settimana, 10 giorni a lasciare sanificare la geriatria e la vita riprende. Un caso si è verificato a Conegliano in queste ore, si tratta di un paziente di 75 anni ora in terapia intensiva, attualmente è stabile. Anche a Conegliano abbiamo mutuato l'organizzazione di Treviso, quindi abbiamo tirato su delle barriere per gestire il modo, per isolare precauzionalmente gli utenti che entrano con questa sintomatologia. Direttore, c'è qualcosa che vi rimproverate guardando indietro? Assolutamente no, anzi devo ringraziare tutti i nostri operatori, no, ci rimproveriamo solo del fatto che stiamo chiedendo sto chiedendo ai miei collaboratori tante ore in più, questo è il vero rimprovero che mi faccio, d'altronde non abbiamo alternative. E a Bassano, anzi all'ospedale di Sant'Orso, sono stati registrati altri 2 casi di positività tra gli operatori sanitari, ora sono in 60 in isolamento domiciliare. I casi di contagio da coronavirus sono arrivati anche nell'Alto Vicentino, 2 i casi registrati all'ospedale di Sant'Orso. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato dal 13 febbraio per altre patologie, che è risultato positivo, residente in Lombardia, e di un residente della provincia di Vicenza. Entrambi sono già stati trasferiti negli ospedali di Negrari, in provincia di Verona, e al San Bortolo di Vicenza, ma la questione più urgente sembra essere quella del personale. Anche all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso sono state allestite le tende per gestire un eventuale aumento di afflussi al pronto soccorso, come è avvenuto in molti altri ospedali del Veneto. Qui però in questo momento il problema maggiore è quello dei 60 operatori sanitari tra medici, infermieri e tecnici che sono stati messi in isolamento volontario per il caso di positività che si è registrato, e quindi 60 persone in meno che possono gestire i servizi di questo ospedale. Tutto sommato la situazione del paese la conosciamo e la statistica, la matematica ci dicono che questa cosa poteva svilupparsi. L'ho saputo ovviamente dalla direzione sanitaria che ci tiene costantemente aggiornati attraverso un bollettino quotidiano. Ora si attendono i risultati dei tamponi effettuati sui contagiati, che devono essere convalidati dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre in sorveglianza domiciliare ci sono anche 4 pazienti che avevano condiviso la stanza con il primo contagiato. Va detto che sia i 60 operatori che i 4 pazienti sono asintomatici. Chiaramente non fa piacere e comprendo la preoccupazione dei cittadini ai quali rivolgo un messaggio che vuole essere rassicurante, che non vuole essere di sottovalutazione della questione, ma nemmeno di alimentare un panico che non ha motivo di esistere. Ora la direzione dell'ospedale dovrà riorganizzare i turni di lavoro viste le assenze forzate e non è escluso che le visite non urgenti e altri servizi vengano rimandati o spostati in altre strutture. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, tra poco restate con noi.
E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Per far fronte all'epidemia di coronavirus sono in arrivo 534 nuovi posti letto negli ospedali del Veneto. Sentiamo. I rinforzi, come previsto, sono arrivati. La Regione Veneto ha disposto l'incremento di 534 posti letto in tutte le aziende sanitarie del territorio e presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona. L'aveva annunciato già ieri in mattinata il presidente Zaia. I nuovi posti letto sono suddivisi tra le terapie intensive, i reparti di pneumologia e malattie infettive. Un provvedimento necessario per far fronte all'aumento del numero di casi per infezione da Covid-19, un'arma in più per arginare il morbo, in un'ottica di rimodulare anche l'attività delle stesse strutture sanitarie. E così la sanità veneta si muove su due fronti: assicurare da una parte nuove unità per i pazienti gravi che quindi necessitano della terapia intensiva ed accelerare invece la domiciliarizzazione di quelli stabilizzati o in via di guarigione. Vediamo allora come sono stati distribuiti i posti letto, partendo dall'ULSS 1 Dolomiti, dove arriveranno 39 unità in più, 22 a Belluno, 2 a Pieve di Cadore, 15 a Feltre, 45 posti aggiunti presso le strutture dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, 34 a Treviso, 10 a Conegliano, 1 a Montebelluna. Andiamo nel Veneziano con 47 posti in più per l'ULSS 3 Serenissima, 13 in Forza a Mestre, 11 a Venezia, 4 a Mirano, 9 a Chioggia. ULSS 4 Veneto Orientale, i posti aumentano di 42 unità. Nell'ULSS 5 Polesana saranno 61 in più, 37 a Rovigo, 24 ad Adria. 100 posti in più assegnati all'ULSS 6 Euganea, 6 a Cittadella, 18 a Campo San Piero, 24 a Piove di Sacco, 52 a Schiavonia. 44 i posti in più all'ULSS 7, 28 a Bassano, 16 a Sant'Orso, 12 nuovi posti all'ULSS 8 Berica, 42 invece quelli assegnati all'ULSS 9 Scaligera, 12 a Legnago, 14 a San Bonifacio, 16 a Villafranca. Le aziende ospedaliere di Padova e Verona rispettivamente avranno 26 e 76 nuovi posti letto. Ed ora passiamo alla cronaca, chiudendo quest'ampia pagina dedicata all'epidemia di coronavirus. Il mese scorso avevano rubato il tricolore dal pennone della sede degli alpini di Vittorio Veneto. I carabinieri hanno denunciato 4 ragazzini. Sentiamo. Eccoli in azione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio i 4 giovanissimi ragazzi responsabili del furto della bandiera issata sul pennone della sede ANA di Vittorio Veneto. Un gesto deprecabile da subito denunciato dagli alpini, che aveva suscitato indignazione in tutta la città. In appena 23 giorni i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, con il supporto della polizia ferroviaria di Conegliano, sono riusciti a identificare tutti i responsabili del furto. La soddisfazione del presidente della sezione cittadina degli alpini. Non avevamo dubbi che sarebbero arrivati a questo risultato individuando i responsabili. Gli studenti ora denunciati alla Procura della Repubblica dei minori di Venezia sono 4, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti a Vittorio Veneto e Conegliano. Un'azione compiuta da giovani che stupisce e rammarica molti alpini. Mi spiace che siano ragazzi, probabilmente vivono in un mondo che non li aiuta a crescere. Il tricolore è presso la caserma dei carabinieri e io sono già stato invitato ad andare a ritirarlo, cosa che farò oggi stesso o domani mattina. Tutti gli istanti sono stati immortalati dagli obiettivi delle numerose telecamere del sistema di videosorveglianza nell'ex deposito merci della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Pochi giorni dopo il riconoscimento si è concretizzato quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un servizio di controllo presso l'area Fender. Uno dei 4, fermato e identificato, dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, ha deciso di confessare, manifestando anche un pentimento. Successivamente il minore ha quindi deciso di riconsegnare spontaneamente il tricolore che custodiva nella propria abitazione. Grazie alle indicazioni fornite dal ragazzo, i militari sono poi risaliti all'identità degli altri 4, che sono stati denunciati per il reato di concorso in furto aggravato. Gli alpini, nonostante tutto, sono pronti a perdonare. Assolutamente sì, e laddove soprattutto vediamo un gesto, un segno di pentimento loro.
Ed ancora cronaca, discarica abusiva e dipendente irregolare che percepiva il reddito di cittadinanza. Il blitz della Guardia di Finanza in un capannone di Casale di Scodosia, di proprietà di un grossista siriano di prodotti elettronici. L'area del valore commerciale di oltre 200.000 euro è stata posta sotto sequestro. Tra i materiali di scarto vi erano anche vernici industriali e parti in amianto abbandonate sul suolo non impermeabilizzato, con il rischio di contaminazione delle falde acquifere. La Procura di Rovigo ha accusato il gestore ed il proprietario dell'immobile di reati ambientali e smaltimento illegale di rifiuti. Domani, giovedì 5 marzo, a partire dalle 12 fino alle 12 di venerdì 6 marzo 2020, gli iscritti alla piattaforma Rousseau, certificati ed abilitati al voto e residenti nelle regioni Marche e Veneto, saranno chiamati a votare per la scelta dei nomi dei candidati presidenti del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. A quanto si legge in un post sul blog delle Stelle, si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome. Se il bollino è verde, l'utente è certificato ed abilitato al voto. Prosegue il blog. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione del Veneto dei nostri TG. Vi ricordo 20:10, ospite questa sera l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Dopo l'ondata di maltempo di inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il nostro territorio giovedì. Ma vediamo nel dettaglio la situazione del 5 marzo. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto. Più nubi poi dal pomeriggio con precipitazioni via via più diffuse e a tratti anche intense, specie in serata e poi durante la notte. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno nella prima parte della giornata. A seguire il cielo diventerà sempre più nuvoloso con l'arrivo delle prime piogge entro sera. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui dapprima sarà soleggiato, poi condizioni di maltempo intenso con neve localmente anche a bassa quota. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.